Kenabura Sardos Pro Israele, attiva in Sardegna da oltre 10 anni, promuovendo la conoscenza e la valorizzazione della cultura ebraica, il rafforzamento dei legami con Israele, ha presentato nel fine settimana una nuova iniziativa per commemorare un capitolo significativo della storia ebraica e della memoria collettiva con l'inaugurazione all'ESMA di Cagliari della mostra fotografica Il destino degli ebrei di Rodi, lo sguardo di Girolamo Soggiu, un giusto tra le nazioni sardo. L'esposizione, che sarà visitabile fino al 22 dicembre, racconta la vita della comunità ebraica dell'isola greca prima e dopo il luglio 1944, periodo segnato dalla deportazione e dalle tragedie legate alla Seconda Guerra Mondiale. L'esposizione non si limita solo a fotografie storiche, ma include anche gli articoli pubblicati sul quotidiano L'Unione Sarda da Girolamo Soggiu, scrittore e testimone della realtà di Rodi, che descrivono il dramma della comunità ebraica e il salvataggio di una bambina ebrea. Soggiu, che aveva rischiato la vita per proteggere la bambina facendola passare per sua figlia, fu successivamente onorato insieme alla moglie Bianca Ripepi con l'iscrizione all'albo dei giusti tra le nazioni. È un progetto che nasce in realtà 6 mesi fa, quando abbiamo incontrato Daniele Ramani, che è una erede di uno dei sopravvissuti di Rodi, degli ebrei di Rodi, e a quel punto abbiamo deciso di costruire questa mostra, di fare vedere sia il giusto tra le nazioni, Girolamo Soggiu, che a Rodi proprio ha salvato degli ebrei, in particolare una bambina, pretendendo che era sua, e dopo evidentemente fare una mostra su questa comunità che comunque è scomparsa, distrutta, del cui è rimasto solo 160 sopravvissuti. Non vi siete limitati alla mostra fotografica, c'è stata anche la proiezione di un film. Sì, abbiamo proiettato un film di Ruggero Cabai, che è un documentario bellissimo, fatto in un modo difficile, perché in realtà i sopravvissuti, i luoghi, tutto questo è scomparso mano a mano, dunque il suo documentario è molto come dire, significativo. E dunque questa proiezione era indispensabile. Abbiamo avuto una discussione dopo successivamente con dei sopravvissuti per poter dare delle immagini, insomma, per poter capire di che cosa si stava parlando anche più in profondità. In chiusura di un 2024 difficilissimo per Israele, per il popolo ebreo, che cosa ci insegna questo trascorso che riguarda la Seconda Guerra Mondiale? Noi abbiamo come riflesso di essere discreti e non essere realmente visibili, non eccitare le passioni. Questa mostra da questo punto di vista è un pugno nell'occhio, nel senso che si parla anche degli ebrei. Per noi è un modo di esistere, devo dire la verità, in un periodo dove in realtà è diventato estremamente difficile di parlare anche del passato, un passato che dovrebbe essere indiscutibile. Il razzismo attuale è particolare, quando all'epoca erano tutti antisemiti, oggi sono tutti antisionisti, e tutti credono sempre di fare le cose per il bene, e alla fine c'è un conformismo sociale e diventa difficile di andare all'incontro di questo conformismo. Invece noi abbiamo storicamente degli esempi come per esempio quello di Girolamo Soggiu, che ha avuto il coraggio di andare all'incontro di quello che si doveva fare, di quello che si doveva pensare. La gente all'epoca pensava di fare il bene ammazzando gli ebrei, e lui è andato all'incontro di questa cosa. Bisognava avere il coraggio e bisognava anche chiedersi da dove veniva questo coraggio, e in un certo senso quello che si può vedere è la sua bontà interna, la sua bontà che gli ha permesso in realtà di andare all'incontro, di prendere questo coraggio, di andare all'incontro del groupthink del momento, della ferocità, che non ha abbaiato con i lupi, è andato all'incontro della ferocità della folla, e alla fine ha scelto di avere una scintilla di umanità, considerando che aveva davanti a lui non un ebreo, ma un uomo da salvare, una donna da salvare, una umanità da salvare. Questo è quello che potrebbe essere il suo insegnamento, e questo insegnamento vale ancora oggi. Avere ancora un cuore
e vedere il dolore delle persone, di salvarle indipendentemente da dove vengono, credo che è quello che noi ci dobbiamo ricordare ed è quello che significano le azioni, è il significato delle azioni dei giusti. In conclusione, aver avuto in questi giorni tanti amici intorno è stato un passaggio importante? Sicuramente attualmente abbiamo una sensazione di grande solitudine, non c'è dubbio, è una solitudine difficile da vivere, di vedere che ci sono comunque delle persone interessate, dei sostegni o anche delle persone che sanno equilibrare le cose, che sanno dare dell'empatia, condividere l'empatia per tutti i diversi popoli. Questo sembra essere la cosa più difficile attualmente. La guerra del 7 ottobre è una tragedia, ma non solamente una tragedia per i palestinesi, è anche una tragedia per gli israeliani, è anche una tragedia per gli ebrei, è una tragedia per tutti noi. L'empatia deve essere da questo punto di vista data per tutti ed è quello che noi stiamo provando di mantenere vivo.